io sono bravo, bravi siamo in tutti. Il mondo dell'impresa, la città di Padova intera e il Veneto piange Francesco Canella, scomparso la scorsa notte dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale. Aveva 92 anni, fondatore e presidente dei supermercati Ali. Da Garzone a Casolino fino a diventare il titolare di un'importante catena alimentare, Canella ha fondato Supermercati Ali ed è una storia tutta padovana che ha visto cambiare il modo di fare la spesa sul territorio. Nel 1958 l'opportunità di rilevare lo spaccio Onarmo e quelle 195 cambiali pur di riuscire a realizzare il suo sogno. È il 1971 quando apre il primo supermercato Ali in via Curzola a Padova, introducendo in Italia il banco gastronomia servito. 60 anni di lavoro, in bici trasportava generi per un distributore alimentare americano, poi servendo prodotti freschi al banco. Lascia la moglie Rossella, i figli Gianni e Marco e un impero composto da 117 supermercati, 4.737 collaboratori. Un imprenditore controcorrente, rimane famosa la sua battaglia per salvare le feste dei dipendenti della grande distribuzione. Io sarei contrario alla domenica, sarei per fare festa, però la concorrenza mi obbliga perlomeno a tenere aperto mezza giornata. Nelle immagini la festa dei suoi 86 anni con un quadro che lo rese icona. La laurea ad honorem ricevuta nel 2019, la consegna per mano del magnifico rettore Rosario Rizzuto. Meriti economico-sociali, la motivazione, l'impegno ininterrotto nel tempo per una figura imprenditoriale unica a sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio. Uno degli imprenditori che più hanno contribuito allo sviluppo in senso moderno della distribuzione di prodotti alimentari di qualità. Commendatore della Repubblica Italiana, 3 anni fa la festa per i 50 anni della sua impresa. Alla presenza del mondo della politica e del commercio arrivò affaticato, ma con le sue gambe, il suo saluto agli amici di una vita. La mia grande famiglia ed oggi sono contento di poter festeggiare il grande traguardo di 50 anni insieme a tutti voi. Grazie di cuore a tutti. Grazie.